Quasi in ogni casa c'è un calendario dell'Arma, come se in ogni famiglia ci fosse un carabiniere. Così oggi il colonnello Gianfilippo Magro, comandante dei Carabinieri di Treviso, ha presentato la nuova opera da collezione 2022. Il tema di quest'anno è il regolamento generale dell'Arma del 1822, 200 anni di storia che vengono narrati con i racconti appassionati ed avvincenti dello scrittore di gialli Carlo Lucarelli e con le tavolozze della pittura contemporanea del maestro Sandro Schia. Il talento dello scrittore Carlo Lucarelli accompagna i lettori mese dopo mese con narrazioni ispirate dall'evoluzione dello storico regolamento che risale al 1822 e da allora immutato nei valori, ma sempre aggiornato con integrazioni susseguitesi in questi 2 secoli. Gli avvincenti racconti di Carlo Lucarelli si fondano in un unicum quasi inscindibile con le straordinarie opere del maestro Sandro Chia. Ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell'essere carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone. Comandante, qual è il tratto più importante, quello caratterizzante di questo calendario? È l'essere dei carabinieri al servizio degli italiani, ispirati da quelli che sono i principi, i valori del nostro paese e della nostra gente, la solidarietà, l'impegno e la laboriosità, che è anche quello che contraddistingue l'italianità nel mondo. Il calendario storico dell'Arma oggi è giunto ad una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in 9 lingue, indice sia dell'affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni.